A tutto campo estate dal chiosco 7 di Lignano Pineta, questa sera parleremo di Serie D ed eccellenza con due ospiti qui al chiosco 7 di Lignano Pineta. Sigla! Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno fai. E a Lignano dobbiamo parlare naturalmente di Brian Lignano, lo facciamo con il direttore sportivo Alessandro Paolucci. Ale, ben ritrovato. Ciao Massimo, ciao a tutti. Allora, quest'estate intanto ci godiamo un po' Lignano, anche perché te lo devi godere perché purtroppo da settembre a Lignano non ci sarete, no? Sì, è vero, quest'anno siamo costretti, diciamo così, a giocare a Precenico, cosa che comunque ci fa molto piacere perché comunque non dimentichiamo che Brian Lignano è anche Precenico. Sì, siamo costretti perché a Lignano purtroppo ci saranno dei lavori di ammodernamento dell'impianto, visto che quest'estate, la prossima estate ci saranno dei giochi olimpici giovanili, layoff, evento mondiale, quindi siamo molto contenti che la nostra città possa essere sede di questi giochi. È un bel evento e quindi dai, cercheremo di mettere a posto e sistemare il Precenico per fare la Serie D che sarà comunque qualcosa di storico. Ale, Precenico da una parte, Palazzolo dall'altra col Cerlis Muzzano, derby vero quest'anno, ancora di più. Il derby si avvicina sempre di più. Sì, è vero. L'anno scorso era Lignano-Sevegliano, diciamo così, quest'anno siamo confinanti. Sì. Precenico Palazzolo, il derby si avvicina di più. Una volta il derby era Precenico, Brian, Palazzolo, no? Infatti. Le storie cambiano, adesso Brian, Lignano, Cerlis Muzzano in due campi che hanno storie diverse. Sì, vicini, sarà bello, dai. Sarà bello, ci sarà anche un altro derby molto vicino perché comunque Mortegliano è molto vicino a tutti noi e quindi dai, poi c'è la Triestina. sarà bello. Poi ci sarà la Triestina, che bisognerà capire se si gioca a Trieste, se si gioca a Gradisca. Sai cosa penso? Secondo me in Coppa all'inizio non giocano a Trieste, ma poi secondo me la questione del Rocco si sblocca. Ma io lo spero perché comunque anche per noi, per tutto il movimento, penso che sia molto bello andare a giocare in un impianto del genere, è motivante, quindi avere la Triestina in Serie D ovvio dispiace perché comunque è una piazza che deve ambire altri palcoscenici, però allo stesso tempo è motivante perché la Triestina rimane la Triestina. Tu ci hai giocato con loro in eccellenza, secondo te in una categoria così che allora la D non è l'eccellenza, quindi ci sono altri equilibri, ma secondo te quanto peserà in categoria la Triestina e giocare nella Triestina? Sarà un valore diverso rispetto a tutte le altre, comunque al di là di che squadra riesce a costruire? Qualsiasi squadra riuscirà a costruire sarà diverso, giocare a Trieste per la Triestina rappresenti qualcosa che va al di là secondo me del calcio, cioè Trieste è una città, porta dietro una storia, un tifo e deve essere per forza diverso. Sarà bello giocarci contro e sono sicuro che tutti i ragazzi che andranno a giocare a Trieste avranno una motivazione in più perché quando giochi per quella squadra lì è bello. Il Brian Lignano riparte da quarto in classifica, sulla carta, al di là di quello che è successo poi, è un peso? O meglio, è comunque una responsabilità? Io la vedo come un vanto, non la vedo come un peso. Il quarto posto in classifica secondo me è il risultato ed è il frutto di 5 anni di lavoro. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, secondo me. È un progetto che è iniziato anni fa, l'abbiamo continuato, l'abbiamo difeso perché in questi 5 anni è innegabile che ci siano stati dei momenti difficili. Quindi è un progetto che abbiamo difeso, abbiamo voluto difendere e poi i risultati sono arrivati al quinto anno. Quest'anno si riparte da zero, tra virgolette, quasi da zero, con un allenatore nuovo. È vero che abbiamo tenuto tanta ossatura dell'anno scorso e di questo siamo molto contenti, però riparte un altro ciclo e quindi, come ho sempre detto, l'obiettivo del Brian Lignano è la categoria. Chi deve dimostrare di più, Moras o il Brian Lignano? Tutte e due dobbiamo dimostrare tutto, cioè nel senso ogni anno il calcio è bello perché si riparte
da zero, alla fine rimane quello che si è fatto e quello che si farà. Quello che è stato purtroppo è una cosa che ti porti dentro, rimarrà sempre nei pensieri di tutti noi perché è stato un risultato storico, ma si ricomincia da zero. Sai Quindi... che succederà, no? Al di là di quanto questo commento sia valido o meno, succederà che diranno o da una parte o dall'altra, ah ecco vedi senza Moras, oppure ah ecco vedi senza il Brian Lignano. Accadrà tutti e due. Ma è ovvio che accadrà ed è normale, nel calcio vive di risultati Oppure ed è ovvio. Bravi tutti e due. Magari bravi tutti e due, io me lo auguro, è la cosa che mi auguro più di tutti. Bravi però tutti e due vuol dire che noi ci siamo salvati e loro hanno vinto il campionato. Addirittura. Non è un po' troppo, al netto delle ambizioni, delle capacità, però vincere il campionato... È ambizioso come risultato, però penso che sia anche quello che voglia la società dopo tanti anni. Hai spinto un po' troppo, nel senso tu dici a loro dai l'obiettivo massimo, a te dai l'obiettivo minimo. Metà classifica nostra? Okay, sarebbe più equo, no? Va bene, al di là di questo però che Brian Lignano stai creando, perché c'è un nuovo allenatore, ci sono nuovi giocatori. Fammi capire un po' anche l'allenatore, che idee ci sono. Allora, con l'allenatore sono andato subito molto in sintonia, uno per la persona che è, perché ho conosciuto veramente una persona veramente che mi ha colpito, mette tranquillità ed è una cosa positiva per un allenatore, a volte mette anche in questo momento di mercato mette tranquillità, perché non sempre si riesce a prendere chi si vorrebbe, diciamo così, e lui comunque è una persona che in questo senso qua sposa molto la filosofia della società. Dall'altra parte stiamo costruendo una rosa che mi piace, una rosa magari un po' più giovane rispetto agli anni scorsi, però per me è stato molto fondamentale l'aver tenuto in blocco un po' tutto, quasi tutto il blocco importante del Brignano. Non ti nego Massimo che avevo un po' di timore. Dopo il campionato il campionato che avevamo fatto, tante richieste verso i ragazzi, mister nuovo. Avete perso Kocic che era un giocatore stratosferico. Abbiamo perso Milan che è una parità sicuramente importante a livello morale, a livello di uomo, a livello di caratura e di spessore, però le scelte di Milan le abbiamo capite tutti e non è stato un addio, ma anzi è stato veramente un lasciarci in un modo molto positivo. L'altra perdita è il capitano Mattia Alessio, che magari può passare un po' sotto traccia, però per noi è sempre stato un ragazzo molto importante e a volte anche decisivo. È stato anche un simbolo di questo ciclo. Assolutamente. Però c'è anche lì l'ambizione, giustamente, no? Sì, Mattia ha voluto provare a fare qualcosina in più, penso che... Io ci metto un punto di domanda da Alessio il Cernis Muzzane, Vedremo se lui sarà bravo a trasformarlo in punto esclamativo, ma per me è un punto di domanda. Io non sono così convinto. Cioè il Cernis Muzzane trovare determinati spazi e il tempo di gioco che gli ha dato il Brian Lignano non sarà così, dovrà essere incisivo nei momenti in cui verrà chiamato in causa. Non so se sei d'accordo. No, sono d'accordo con te Massimo, nel senso che comunque Mattia qui a Lignano aveva un ruolo riconosciuto da tutti, anche lui stesso se lo riconosceva. Ma si poteva prendere le pause. Al netto che non so quante se ne ha prese. No, non se ne è prese tanto perché è un ragazzo che comunque si impegna e fa tutte le cose fatte in un certo modo, bene e giuste. Ovvio che Mattia ha avuto delle partite negative, dai, come un po' tutti, è normale, fisiologico. Noi poteva farne anche 20 negative, la 21esima avrebbe giocato. A Carlino ovviamente cambiano le dinamiche, ma io penso che lui sia consapevole di questo e mi auguro per lui che, anzi voglio sperare che si giochi al meglio tutte le possibilità perché se lo merita. Insomma, comunque stiamo parlando di un giocatore che ha fatto vedere tutte le sue qualità e adesso viene messo alla prova in un ambiente diverso che vuole ovviamente anche i risultati, non che il Brian Lignano non li volesse, solo che li voleva con più calma e ogni risultato da una certa posizione in su era gradito e andava bene. Voi tenete Variola e Berzotti, che sono due giocatori pesanti in questi ultimi anni, anzi in D forse sono stati due fuori categoria in certe gare, no? Sì, nel loro ruolo individualmente penso che siano forse i migliori interpreti del loro ruolo e averli tenuti per noi è un grande motivo di vanto, orgoglio, vuol dire che sono ragazzi che comunque chi per un motivo chi per un altro
hanno voluto anche rimanere perché le cose si fanno sempre in due, quindi loro che sono rimasti per noi è importante, come è importante l'aver tenuto Videkon, un ragazzo che sinceramente mi ha sorpreso, ecco, questa sua permanenza, ma vuol dire che Brian Lignano ti lascia qualcosa anche fuori dal campo. A proposito di questa estate, no? È stata l'estate, la prima parte dell'apertura di mercato, insomma, in cui il Brian Lignano è stato aggredito dal mercato, no? Nel senso che piacevano tanti giocatori. Ne parliamo. Ovviamente c'è stato l'ingresso dell'LME che ha portato Kocic e Pinton alla corte di Barbieri. Un LME, abbiamo sentito Barbieri, insomma, dopo la festa di Gemona, premiato come miglior allenatore, abbiamo sentito Barbieri su come arriva in questa Serie D la sua squadra. Rimanendo però ancora la passata stagione, ha detto bene ragazzi protagonisti, ma anche l'allenatore mi verrebbe a dire protagonista. Oggi verrei premiato per il premio, no? Con il premio di miglior allenatore della stagione. Quanto ha inciso Andrea Barbieri in questa promozione? Ma sai, tutto incide e tutto porta qualcosa. Sicuramente la mentalità e la testa è stata la chiave, secondo me, del successo della stagione. Questo magari da un punto di vista mentale c'è stato uno switch dal mio arrivo, però la qualità dei ragazzi c'era e è stata solo in qualche maniera un po' di autostima da parte dei ragazzi e in qualche maniera abbiamo lavorato sulla testa dei ragazzi, perché ripeto, le qualità c'erano, però magari la consapevolezza della squadra è cambiata e poi i successi e i risultati aiutano, è tutta una conseguenza, insomma. Però ripeto, io arrivo fino nella linea, dopo i protagonisti sono i ragazzi, quindi merito va tutto a loro. Ora arriva il bello, perché arriva la Serie D, arriva anche il difficile, possiamo dirlo. Come si cala Mortegliano in questa nuova realtà, in questa nuova sfida che è la Serie D? Si cala in punta di piedi, sappiamo che la categoria è difficile, sappiamo però che, come hai detto te, è bellissimo, arriva il bello, quindi noi siamo pronti per affrontare la categoria. La società si è dimostrata, secondo me, molto propensa a capire le dinamiche della categoria, a capire che cambiano tantissime situazioni, però il Presidente è ambizioso, il Presidente è volenteroso di fare un buon campionato e di mantenere la categoria, quindi ci sono tutti i presupposti per poter essere protagonisti, con l'obiettivo logicamente di arrivare il prima possibile alla salvezza. Alessandro Paolucci, credo che l'LME, al di là del mercato che ha fatto, ne ha tenuti pochi, ne ha portati a casa tanti, e Barbieri, secondo me, l'elemento garanzia per la categoria. Sì, il mister ha già fatto la categoria, ha dimostrato di poterla fare molto bene, è un allenatore molto preparato e quindi penso che sappia, anzi sono sicuro che sappia benissimo quello che sta facendo. Diciamo che le nostre due promozioni l'anno dopo sono state vissute un po' in modo diametralmente opposto. Assolutamente. Noi abbiamo tenuto, penso, l'85% della rosa, e loro ne hanno tenuti il 10%, sì. Forse, però vuol dire che hanno fatto i loro conti, hanno fatto i loro pensieri, i loro ragionamenti e ovviamente per il movimento in sé mi auguro che possano riuscire a raggiungere i loro obiettivi. Ovvio è, Massimo, sono sincero, non ti nego che aver avuto degli attacchi a tanti nostri giocatori da una corregionale non è bello. Avete sofferto questa cosa? Cioè, sofferto no, ci mancherebbe, Ma ognuno è libero di fare quello che si vuole. L'avete avuto sia dal Ceres Muzzane che no, dall'LME? Carlino, no. Competiamo per due cose completamente diverse col Carlino, mentre gli obiettivi con l'LME potrebbero essere molto simili e sinceramente mi aspettavo più rispetto verso una corregionale. Che quindi, diciamo, rapporti un po' incrinati, allora si parte con questa, cosa. Ci mancherebbe, perché però lo hai sottolineato, insomma. Beh, ovvio sì, perché comunque è una cosa che non mi è piaciuta, ecco. Allora arriva uno dei nomi forti, Carmine De Sena in attacco. I tuoi attaccanti invece?
Miei Perché attaccanti- devi sostituire per il secondo anno consecutivo il capocannoniere. Sì, dai, gli ultimi 2 anni ci è andata bene, speriamo che sia di buon auspicio. Noi in questo momento qua abbiamo preso 3 attaccanti, abbiamo preso un attaccante dall'Arzignano che si chiama Alberto Bassorici, ha avuto delle esperienze in Serie C, poi l'anno scorso purtroppo ha avuto un infortunio, si è già rimesso a posto, l'ultima parte dell'anno si è allenato tranquillamente in squadra, però la società l'Arzignano ha voluto girarlo in prestito in Serie D 1 anno e noi siamo stati ben contenti di prenderlo. Il secondo attaccante è Amidou Sené, ragazzo secondo me con delle caratteristiche che ho visto difficilmente, mi piace proprio tanto come interpreta il ruolo e quelle che sono poi i suoi punti di forza. Ragazzo che viene dall'eccellenza pugliese, ha fatto gli ultimi 2 anni in eccellenza pugliese, ha fatto 40 gol, 42 gol e quindi siamo abbastanza tranquilli che possa, anzi speriamo che possa fare quello che ha fatto in eccellenza pugliese, campionato tosto, anche in eccellenza qui da noi, sì, in Serie D qui da noi. E l'ultimo nome per il momento abbiamo preso Giulù, Marco, attaccante della Formiuli. Ogni anno metti la scommessa, diciamo così, no? Ci provi, cerchi però non sono andate tutte in questi anni. Ci hai provato ma qualcosa non ha girato. Forse ecco l'unica cosa che nel ciclo Moras è riuscita relativamente, ovvero fortissimo trovare un gruppo squadra che girava a 1000 e non per colpa sua, magari per varie situazioni, no? Quelle scommesse lì poi venivano praticamente, finivano subito. Sì, no? C'è chi Negli si è ultimi 2 anni è sì, stato sì. così. C'è chi si è adattato prima alla categoria, c'è chi magari ha fatto un po' di difficoltà, c'è chi magari veniva da delle realtà dove era visto, tra virgolette, passami un po' il termine, prima donna, poi magari quando arrivi in una categoria superiore devi dimostrare giornalmente, quotidianamente il tuo valore, magari non tutti erano pronti, però dai, nel complesso siamo contenti perché comunque ci sono state anche tante scommesse vinte, io ne dico una su tutti, è Daniel Tarco. Daniel è un ragazzo che 2 anni fa, dopo Ferragosto era stata squadra, Clamoroso. noi in 2 anni secondo me l'abbiamo rivitalizzato e portato a essere il giocatore che è in questo momento. Vero, però per essere onesti, Daniele Tarco fece vedere buone cose già con Barbieri e il Chions, lì secondo me fece un errore totale il Chions, che infatti in quell'anno lì scelte in D tecniche e del direttore sportivo, poi chi fosse, che fosse in parte Sud o in parte Simone Vido, grazie, non entro nel merito, ma fecero degli errori. Tarco fu un errore evidente, tant'è che Barbieri lo rivoleva, e va detto anche, visto che hai parlato giustamente di questa diatriba, Tarco sembrava aver detto sì a Barbieri per il ritorno, quindi anche lì si è creato un bel malinteso tra voi e l'LM. Sì, assolutamente, lì Daniel ha avuto un momento di pensiero, dai, diciamo così. Sì. Sono sincero, c'è stato un momento che anch'io ero quasi abbastanza tranquillo no, ma sicuro di perderlo. Poi invece ha voluto parlare, ha voluto chiarire certe cose per quanto riguarda l'aspetto extra calcio, dai, diciamo così, che voglio chiarire questa cosa qua perché poi la gente fa 1000 pensieri, parliamo di aspetti umani, okay. Rapporti umani. Ma detto questo, insomma, dimostra che per te è stata un'estate forse più difficile degli ultimi anni? Sì, dai, è stata un'estate, Marino Scuderi mi dice sempre ridendo, Ale lavori 1 mese e mezzo l'anno e ridendo quest'estate mi ha detto Ale mi sa che quest'estate hai da fare. Sì, è stata un'estate tosta, dai, tosta. Però dimostra che siete una squadra importante della categoria e quindi anche per questo lo è stata. Adesso naturalmente si guarda al futuro, alla prossima stagione, possiamo dire, tutto da scoprire, no? Perché sì, sono rimasti in tanti importanti, però ci sono ruoli chiave, tra cui, partendo dall'allenatore, in cui il Brian Lignano naturalmente ha di fronte qualche punto di domanda. Quello è ovvio e è normale, noi eravamo abituati ad andare in continuità anche sotto l'aspetto dell'allenatore, quindi partire in un anno dove conoscevi già
pregi, difetti, modi di fare, modi di lavorare. La cosa positiva forse in tutto questo è che tutto lo staff è rimasto. Allenatori in seconda, preparatori portieri, preparatore atletico, fisioterapisti, quindi questa è una cosa che magari ci farà partire con un attimino di tranquillità in più. Per il resto è vero, non dobbiamo mai dimenticare però che il Brianlignano è 5 anni che diciamo girano tante cose bene. Merito di Ale Mora sicuramente, merito della società assolutamente, quindi prima o poi arriverà anche un momento di difficoltà e dovremo essere bravi a stare tranquilli e fare le cose fatte bene. Senti, ma d'estate quindi la griglia com'è in Serie D? Brianlignano è la squadra che è arrivata più in alto, arriva una squadra che è retrocessa dalla C, c'è il Cernis Muzzano e una neopromossa. Com'è la griglia? Domanda difficilissima, perché d'estate si è tutti convinti sempre di aver fatto la squadra migliore, no? Certo è, per come vedo un po' il mercato in generale, io credo che il Carlino insieme alla Triestina alla fine potrà inserirsi in quel pool di 4-5 squadre in questo momento che si giocheranno i primi posti, mentre vedo la Varia Mortiana e Brianlignano nel gruppone di media classifica, così è. Così a occhio. Vuol dire che, anzi, spero che tutto questo vada in porto, perché vuol dire riuscire a mantenere le 4 squadre, anzi forse le 3 squadre, perché magari una vincerà e quindi sarebbe bello per tutti noi. Ecco. Qual è il colpo di mercato in Serie D finora, guardando magari, non lo so se anche fuori regione, perché noi parliamo, guardando da noi Triestina, Cerlis Muzzane, ma qual è la favorita? Io penso che Chioggia e Luparense si sono mosse molto bene, adesso secondo me manca di vedere un po' il Mestre che ha ufficializzato l'allenatore 2 settimane fa, la Triestina che ha tutto da fare, ma rumors mi danno qualche giocatore già abbastanza sicuro di andare là, e poi ovviamente il Carlino che non dimentichiamoci che sta già facendo dei compi importanti. È arrivato Tremolada, arriverà Diav, e quindi penso che se lui sta bene lui potrebbe essere il colpo del mercato. Diav se sta bene, ci può stare. Vedremo, c'è ancora tempo. Quando iniziate? 20 luglio raduno, faremo un paio di giorni a Precenico di test e poi ripartiamo seriamente diciamo il 27 sempre a Precenico. Bene, in una stagione appunto che sarà a Precenico per il Brianlignano, che riparte dopo una grande stagione, archiviata diciamo così anche quella sentenza, anche se fino all'ultimo avete voluto tenere i fari puntati su questa cosa. Sì, abbiamo fatto ricorso, inizialmente avevano dato udienza il 13 di luglio e inaspettatamente, non so neanche per quale motivo, su 4 udienze del 13 di luglio la nostra è stata annullata, è andata a destinarsi, non so perché. Attendiamo comunicazioni, dai. Però questo dimostra che volevate proprio continuare, sì, no? perché un senso di correttezza nei confronti anche del Presidente, che è una persona seria, serissima. La nostra società in quel senso lì non ha mai mancato niente a nessuno, e quindi è giusto che le cose vengano chiarite, perché poi nel mondo del calcio purtroppo tutti parlano, tutti chiacchierano, le cose poi reali sono altre. Va bene, grazie. A te Massimo. Grazie Alessandro Paolucci, sempre piacevole chiacchierare con te di calcio. Torniamo dopo la pubblicità, sempre qua, dal chiosco 7 di Lignano Pineta. Continuiamo la nostra chiacchierata, adesso andiamo in eccellenza con uno dei dirigenti storici del nostro calcio dilettanti, Paolo Pegolo, che tra l'altro la Serie D l'ha frequentata per molti anni. Paolo, ciao, come stai? Bene, grazie, ciao. Stiamo bene, no? Senti, ma è tornata bella questa Serie D, e parlavamo con Paolucci, Brianlignano, Cernis Muzzane, arriva la Triestina, l'LME che è salita con ambizione. Bella, indubbiamente interessante, e non ci facciamo parte. Magari in futuro speriamo. Ma ci tornerete secondo me un giorno. Non penso che Tamai non abbia quell'idea a lungo termine. L'idea c'è sempre, sai che non mettiamo mai limiti a quello che può essere il futuro, insomma. Quest'anno avete fatto bene, molto bene. Sì, non era questo l'anno per magari programmare, c'erano squadre più forti. E il prossimo che anno vuoi che sia per il Tamai?
Ma per il Tamai è sempre un anno, vogliamo giocarci comunque le nostre carte, essere lì davanti, è da capire un attimino con la riproposizione, chiamalo nuovo format, sai che io sono contrario, lo dico sempre. Fuori quota. Assolutamente sì, e vediamo cosa porterà, se un miglioramento della qualità, dell'interesse e quant'altro. È chiaro che chi avrà i fuori quota di un certo spessore avrà anche dei vantaggi, questo è indubbio. Insomma. Quindi secondo te non rivedremo lo stesso campionato dello scorso anno? Ma io non voglio dirlo qui in maniera proprio Spudorata. Bravo, mi hai tolto il termine. Però io lo sto pensando, perché sono sempre stato dell'idea, lo ribadisco e l'ho ribadito a più riprese, che è stato un campionato assolutamente interessante. Perché? Perché c'è stata una qualità al di sopra di tutti gli anni, al di là di un campionato interessante, perché ci sono state tante squadre che se la sono giocata, ma proprio perché c'era in tutte le rose, questa è una mia opinione. Anche nel Chiarabola Ponziana che alla fine è retrocesso. Ma assolutamente sì, tanto di cappello a Musolino e soci, adesso sì. So anche dei problemi che stanno avendo, c'è ufficiale? Sì. Dispiace perché comunque, però ribadisco, il prossimo anno vedremo, noi vogliamo essere competitivi, punto. Certo, a proposito di novità, torna la Coppa Eccellenza e Promozione. Sono rimasto sorpreso e basito, posso dirlo? Puoi dire... Posso dire quello che voglio, cioè secondo me, non lo so, è un format talmente bello quello che avevamo, non lo concepisco, nella mia testa non lo concepisco, stiamo tornando indietro, mi sembra che non so poi come si sviluppi poi non lo so. Io faccio solo una battuta, una delle prime società che ha parlato di questa cosa è stata con un post Instagram e Facebook, lui è un Martignaco. Io dico solo una cosa, certe comunicazioni dovrebbero arrivare dritte da un comitato regionale, non possono uscire per sentito dire per altre cose. Innanzitutto, questa è una cosa che riguarda me, lo dico io perché mi occupo di comunicazione, però al di là di questo, sai cosa Paolo, penso io? Che stiamo vivendo in questi anni tanti cambiamenti, no? Dal Covid in poi sempre qualcosa molte che si modifiche, anche il fatto... E quello può diventare impegnativo, no? Il comitato avrà tutte le sue ragioni, sì, io non voglio entrare in merito. Però anche tu società sempre devi avere a che fare con qualcosa di diverso. Per dire, anche il fatto, facciamo polemica, insomma, discutiamone, riportare a 16 squadre. Il campionato a 16 prossimo anno, quindi rimettere in gioco, rimettere 4 retrocessioni, complicare la vita a tante società che magari hanno delle problematiche, ma comunque tutti partiamo da 0-0, tutti partiamo con gli stessi punti, quindi il campionato poi deciderà. Però voglio dire, cambiare in corso continuamente così, secondo me non va bene, cioè non è una situazione che mi piace. Non mi piace perché avevamo trovato un equilibrio, secondo me un campionato 18 ci stava benissimo, secondo me una Coppa Italia con questo format era clamorosa, l'ha dimostrato negli anni, mi sembra. Non so, adesso ce lo diranno in maniera più chiara. Arriveranno ovviamente tutte le comunicazioni ufficiali. Non lo so, io ti dico... Però prova, io dico solo una cosa, con tutto il rispetto, se un dirigente come te e il Tamai che ha un presidente come Elia Verardo, io parlo a titolo personale, sì, ma se appunto tutte queste novità le prendete comunque con il punto di domanda, senza sapere, comunque di base non c'è stato un percorso di comunicazione gestito bene, questo è quello che ribadisco. Io ti dico, però, sono venuto a saperlo dai social, quindi... ma non va bene, comunque no, secondo me no. È giusto, poi ognuno fa le sue valutazioni sulle cose. Torniamo al Tamai. Il Tamai ha vissuto in questi ultimi anni, è sempre stato protagonista Paolo, e noi abbiamo sempre detto però adesso chiude, non è riuscito mai a fare quel saltino lì, ma perché davvero non volete farlo o perché non siete pronti a farlo? Fammi capire, perché anche quest'anno a Monfalcone il Tamai gioca una grande partita, è l'unica squadra che a un certo punto si è messa prima in classifica LME a pari merito. Sì, siamo d'accordo. Ma anche la domenica successiva che poi abbiamo perso con l'LME in casa dominando, quindi noi il nostro campionato l'abbiamo fatto, magari in certi momenti gli episodi non ci hanno premiato,
non voglio tirare in ballo infortuni o quant'altro perché non è corretto, secondo me li abbiamo avuti tutti e la classifica rispecchia i valori. Io dico questo, poi ognuno ha le sue idee, quindi è giusto che abbia vinto l'LME, probabilmente ci sono altre situazioni, inutile essere lì a girarci attorno, c'è un discorso economico che va valutato, negli anni, in questi ultimi anni abbiamo visto situazioni importanti, chi vuol vincere spende cifre importanti, dai, inutile girarci attorno, magari noi stiamo attenti a determinate situazioni, vogliamo far bene però con equilibrio, questo te lo dico perché è una situazione che gestisco io, quindi, sì, ovvio, quindi lo dico con certezza, con dei dati in mano. È ovvio che vogliamo far bene, però rimanendo sempre nei nostri limiti, con equilibrio, con sostenibilità, ecco, questo è il concetto. Senti, via Bourgma... Sì, Bourgma è una scelta in comune, un po' nostra, un po' sua, anche perché, giusto, la domanda è corretta, Sule è un grande, anzi c'è stato proprio, ho visto ieri un'intervista sul Gazzettino che è significativo quello che ha dichiarato, insomma, per noi è un ragazzo che è arrivato così, da niente, dal nulla, no, gli abbiamo dato un'opportunità e lui se l'è giocata bene, però è giusto dopo un percorso importante che si chiuda una parentesi e che abbia delle possibilità lui, anche noi, di fare un percorso diverso, insomma, anche per rimotivare un po' lui, un po'... Beh, ad esempio la scelta di Salvador, ne parlavo col Dea, no? Cercate anche motivazioni, certo, qualcuno che vuole rilanciarsi. Assolutamente sì, guarda, con Salvador avevamo già parlato l'anno scorso, è un ragazzo del posto, quindi lui è lì di Fontana Fredda, conosce un po' tutti, sia l'anno scorso c'è stato questo contatto, lui ha fatto una scelta, quest'anno forse è stato un po' sorpreso dalla mia telefonata, però gli ho fatto una proposta indecente, virgolettato, e l'ha accettata perché anche lui ha delle motivazioni probabilmente di conseguenza se il percorso è funzionale per entrambe le realtà mi sta bene, insomma. Salvador può essere un giocatore che per noi, per determinate caratteristiche, chiaramente qui si parla anche di un allenatore che ha delle idee, quindi il discorso Bourgma può essere che il mister dica mi interessa più un determinato tipo di giocatore rispetto a un altro, quindi su Salvador è un discorso che è ripreso, ovviamente c'è da capire, ho capito che da parte sua c'è una volontà di rivincita, mettiamola così, di riproporsi e io mi auguro che questo sia per lui e per noi importante. Anche perché insomma è stata la retrocessione più clamorosa della scorsa stagione. Io te lo devo chiedere, no? La retrocessione del Fiume con un giocatore come Mortati che era uno dei vostri simboli, che pensiero hai fatto di questa storia strana, no? Lui che va via da Tamai e succede... Sai, io non vorrei parlarne perché mi hai già fatto questa domanda l'anno scorso. No, però questo è stato emblematico, no, che le cose non è andata bene per entrambi. Sai, è una stranezza del calcio, chiaramente loro avevano un organico importante, sono partiti bene giocando anche un buon calcio all'inizio, poi sai, le dinamiche che ci sono all'interno di una società, dico, perché poi il discorso è societario, non solo di squadra. Però lui l'anno scorso vi lascia da uno dei top della categoria, per me lo è ancora, se sta bene, ed è clamoroso che poi finisca così, no? Allora, per tutti diciamo per correttezza che lui si è infortunato tra l'altro contro di noi, quindi per l'ultimo periodo di campionato non l'hanno avuto a disposizione oltre a tanti altri giocatori. Detto questo, è ovvio che la retrocessione del Fiume, un po' per noi pordenonesi, così, non dico che è uno shock, però è una mancanza nel nostro distretto, sicuramente importante perché è una società amica, una società con cui abbiamo anche delle cose in comune, vedi il Memorial Meneghel, per cui abbiamo che proprio una cosa molto importante che andiamo ogni anno a ricordare perché questo ragazzo rimarrà sempre nel nostro cuore. E per cui dispiace sicuramente, ti ripeto, ci sono stati degli errori, è ovvio, insomma, questo è evidente, questo capita. Con un parco giocatori di quel tipo dovranno loro fare le valutazioni. Proveranno sicuramente a ripartire ambiziosi in questa promozione. Anche perché adesso non c'era solo Salvador
solo Mortati, qui vi parliamo comunque di una struttura, una buona struttura di squadra nel totale, c'era comunque Gregoris, Di Lazzaro, insomma, di Lazzaro che è venuto da noi, vedi un po' c'è sempre le cose. Sì, Di Lazzaro, che anche con lui era un discorso aperto l'anno scorso, poi lui è stato un ragazzo estremamente corretto, giusto per aggiungere qualcosina, che l'anno scorso quando ci siamo sentiti fa guarda ho dato la parola ma ci penso, il giorno dopo mi ha chiamato dicendomi no rimango qui e gli ho detto guarda questo è un valore aggiunto, quindi ti richiamerò perché una persona, un ragazzo che dice ha dato la parola e rimane dove era, non è da tutti i giorni. Insomma. A proposito di parola e gestione del mercato, no? Ne ha voluto parlare Sergio Zuccolo, presidente del Teor, un'intervista, stiamo realizzando uno speciale sul Teor che presenteremo a fine agosto. Sentite cosa ha detto sul mercato in uscita. Calcisticamente i ragazzi che ha preso il direttore sportivo, che sicuramente si è confrontato con il mister, non li conosco. Mi fido ampiamente del mio direttore sportivo, di conseguenza ha fatto un gran lavoro l'anno scorso e confido che abbia fatto un gran lavoro anche quest'anno. La campagna acquisti non è terminata, abbiamo ancora delle ambizioni importanti, di conseguenza vedremo. Da quello che dicono queste due persone con le quali mi confronto, la squadra è competitiva, quello che riusciamo a fare lo vedremo. Ma qual è il reale obiettivo? L'obiettivo è dar fastidio a quelle 4-5 squadre che comunque ambiscono più del Teor, diciamo, almeno sulla carta. Dopo sul campo bisogna segnare e portare a casa i punti. L'ultimo campionato ci ha insegnato che chi sale può salire subito in categoria. Nell'EMEA ha fatto così, il Teor farà nel caso questi pensieri, cammin facendo? No? Sicuramente il Teor, se dovesse avvicinarsi all'obiettivo della promozione, le ultime partite non fa tirare il freno a mano ai giocatori, per rispetto delle fatiche di tutti e per rispetto dei giocatori stessi. Se dovesse succedere, dopo vedremo come affrontare la situazione. Senti, le uscite? L'uscita abbiamo perso 4-5 ragazzi, insomma una parte anche abbastanza insomma, condivisa con loro, ecco, insomma, qualcuno per problemi suoi eccetera e qualcuno per scelte nostre come purtroppo si fa in questi casi qua, anche se a me da presidente dispiace moltissimo perché tutti i ragazzi l'anno scorso erano delle brave persone. Ecco. Uscite anche di qualche simbolo, no? Sì, anche qualche uscita che non mi aspettavo sinceramente, nel senso che a Teor vale la parola, siamo degli uomini, siamo persone che durante l'anno diamo anima e cuore ai ragazzi, di conseguenza a Teor ognuno è libero di andare, però prima di andare non sbatte la porta e si confronta con la società. Questa cosa insomma mi ha dato un po' fastidio perché, ripeto, noi diamo tutto durante l'anno, vuoi cambiare squadra, cambiala, ci mancherebbe altro, nessuno tiene un giocatore che non vuole rimanere, però per rispetto degli anni che hai fatto a Teor ti vieni a confrontare col presidente, gli dai la mano e vai dove devi andare, insomma. Il riferimento era aggobbato, lo possiamo dire, anche se non ha fatto il nome, diciamo noi che ha scelto Maranese, lì era un simbolo, ma questo al di là di parlare di un singolo mi porta al ragionamento che anche nei dilettanti, dove ci sono ovviamente i rapporti, perché alla fine stiamo parlando comunque di calcio di paese, più o meno, no? Però il mercato, Paolo, tu lo vivi da tanti anni, è diventato impegnativo anche nella gestione dei rapporti, i giocatori, le società. È un mercato aggressivo? Sì, assolutamente, molto aggressivo perché ci sono proposte indecenti. Io faccio, scusami, Cicascoli, io le faccio a ribasso e c'è a rialzo. Diventa veramente una situazione complicata. Cominciare dei colloqui, cominciare quando ti senti magari delle richieste che per me sono folli. Noi stiamo perdendo un po' il senso della misura. Io devo ringraziare, io dico sempre, quelli che giocano a Tamai, questo lo dirò, lo dico anche per quest'anno, sono dei ragazzi formidabili, accettano cioè non è che uno viene a gratis, ci mancherebbe per il pane, però siamo in una certa logica. C'è un'ambizione di arrivare da noi. Ma scusa, ma c'è sempre stata questa cosa qua? No, secondo me si sta accelerando in maniera proprio esponenziale, cioè stiamo andando
mi auguro che... Ma guarda, io ho avuto una telefonata da un presidente, correttamente, che mi ha detto di un giocatore cosa gli ha chiesto, cioè una cifra, parliamo di un giocatore per la promozione tra l'altro, era in eccellenza, butto lì. Vabbè, mi ha detto la cifra, gli ho detto senti un po', la colpa, cioè, dovete essere voi presidenti a dare degli input, dite no ed è finita lì. Però non è così perché i ragazzi comunque trovano qualcuno che è disposto per ambizione o per altri motivi. Magari perché, ma in questo momento direi anche per ambizione perché ultimamente c'è stata un'accelerata sotto questo profilo. Però al netto di preoccuparsi, ognuno i conti li fa giustamente a casa sua. Il tema vero è che secondo me qualsiasi ambizione eccetera deve essere, visto che c'è stata una riforma, con contratto sportivo fatto in maniera seria e con promesse mantenute. Poi in quel caso secondo me ognuno trova le sue misure, i suoi equilibri, altrimenti si creano i paradossi e anche il mercato diventa pericoloso e la stagione diventa pericolosa. Vedremo. Credo che possiamo parlare di questo perché abbiamo un dirigente che fa calcio da tantissimi anni, non so quanti, 32, quindi penso possa dire la sua, oltre che da giocatore, possa dire la sua su questo tema. Io chiudo però tornando al Tamai e ti faccio questa riflessione. Voi siete una realtà importante e ti dicevo, no? Non siete riusciti in questi ultimi anni a ritornare subito in categoria A e secondo me 2 anni fa potevate farcela. Lo sai che l'ho sempre ci può detto. stare, no, ma... Il tema è Monfalcone protagonista e si rinforza, Pordenone e Pordenone. Ci sono le ambizioni di San Vitese, si è rinforzato il Chions, anche il Fontana Fredda, le squadre che erano in bassa classifica. Beh, insomma, è un'eccellenza che tornerà a spingere verso l'alto. Tamai non ha paura di allontanarsi dalle prime posizioni? No, cioè, sicuramente rispettiamo tutti, questo è evidente, insomma, ci mancherebbe, ma puoi metterci anche, io ci metterei il Teor, visto un po' le dinamiche, ma sicuramente in questo momento magari non mi viene in mente qualcuno che, poi sai che un'annata comporta sempre delle esplosioni improvvise. Abbiamo visto la Juventina l'anno scorso che ha fatto un campionato clamoroso, quest'anno ha qualche problemino in questo momento mi sembra di organico, non lo so come stiano lavorando, per cui c'era il Cras che aveva delle ambizioni importanti. Allora ogni anno c'è la sorpresa in positivo, ne abbiamo parlato di una in negativo, no? Sicuramente ci sarà anche un'esplosione di qualcuno, ci saranno tante squadre competitive e noi ci mettiamo sempre nel lotto. Nel lotto delle competizioni? Assolutamente sì. Io dico, non hai paura di diventare un po' anonimo? Tamai non sarà... Ma no, io sono sempre ambizioso. Beh, ci sta. Non ci mancherebbe. È una domanda che ti faccio sulla sensazione per il campionato e per come si stanno modellando. No, ma ti dirò che insomma c'è un mister che è contento della squadra, della rosa attuale. No, ma che ha fatto bene da esordiente, deve migliorare come tutti, deve migliorare, deve appropriarsi comunque di una categoria e che dire, la rosa che avevamo è rimasta sostanzialmente, perché tu hai parlato di Boumà, io parlerei di Brusin che per motivi personali di lavoro è andato a Codroipo, però per il resto è una rosa che l'anno scorso è stata modificata ampiamente e quest'anno è stata confermata, quindi c'è un discorso di continuità. C'è Salvador, c'è Di Lazzaro, ci sono i giovani, e mi auguro che i giovani diano il loro contributo, certe scelte sono mirate, vedi i 2 portieri per dirti, quindi sul portiere c'è una linea, diciamo un'idea ben chiara di avere magari 9 ragazzi fuori di movimento. Detto questo è tutto da verificare. E poi c'è l'ambiente Tamai. Spero sempre sia un upgrade, si dice? Ecco. Sicuramente. Un plusvalore che è più semplice, lo è sicuramente, però poi vedremo cosa dirà il campionato. Intanto in quest'estate hai già messo un po' di temi che torneranno sicuramente. Chiamami quando vuoi, se vuoi polemica. No, dai, osservazioni. Sì. Paolo Pegolo, grazie buona estate. A te, Massimo, buon lavoro a voi. E noi ci vediamo ovviamente sui campi o alla prima occasione utile. Però intanto restiamo ancora un po' qua. Certo, ci beviamo una roba, dai. Ci vediamo la prossima puntata ogni martedì
da Lignano, ma anche ovviamente non solo, seguiremo presentazioni, interviste, mercato, tutto da Tutto Campo Estate. Alla prossima settimana, ciao! Voglio chiudere questa puntata di A Tutto Campo Estate ricordando Giovanni e parlando della bellissima iniziativa promossa a Muggia, allo Stadio Zaccaria, nel campo di calcio a 7 per sempre. Giocherà Giovanni Trame, il figlio di Paolo, drammaticamente scomparso. Ricordiamo purtroppo l'omicidio dello scorso novembre, che ha segnato ovviamente la comunità di Muggia, ma non solo. Lo ricorda spesso il papà Paolo, l'importanza che ha avuto per Giovanni il Muggia e giocare insieme ai suoi compagni. E appunto, grazie all'opera di Marco Kermaz, Giovanni giocherà per sempre a Muggia, in un murale che lo dipinge sospeso nel tempo insieme ad altri ragazzi tra le calli di Muggia a giocare appunto al suo gioco preferito. Non solo il calcio, faceva vela, gli piaceva andare in montagna, Giovanni era davvero pieno di voglia di vivere. Ricordarlo così ha emozionato tutti allo Zaccaria ed è stato un momento intenso in quest'opera che appunto sembra riportarci anche ad un tempo in cui il calcio era vissuto così, in maniera pura, come degli eterni bambini, appunto. E allora questa puntata di Tutto Campo Estate si chiude parlando di questo momento che abbiamo vissuto a Muggia e di quanto è stato importante anche per noi, perché questa stagione, quello che è successo a Muggia lo abbiamo raccontato. A Gemona noi abbiamo raccontato i tanti drammi sportivi che purtroppo hanno toccato anche il mondo dei dilettanti e noi con la manifestazione di A Tutto Campo abbiamo raccolto una somma in beneficenza. Lo abbiamo fatto insieme a Rudy Zozzoli, papà di Christian, un altro bambino che purtroppo è scomparso a soli 9 anni, a cui noi dedichiamo da 4 anni la manifestazione finale di A Tutto Campo. In ricordo di Christian abbiamo fatto la beneficenza proprio per contribuire al murale di Giovanni, che per sempre giocherà a Muggia e per sempre lo ricorderemo anche noi.